Al via domenica la nona giornata del campionato di promozione che vede impegnate le squadre agrigentine del Gattopardo di Palma di Montechiaro, il Casteltermini, l'Olimpica Acragas, il Camarat e la Libertas di Racalmuto. Il Gattopardo di Palma incontrerà il Balestrate fuori casa, il Casteltermini in casa la formazione San Giro e Giorgio, la Libertas di Racalmuto e il Vallelunga, mentre il Camarat giocherà fuori casa con la squadra del Villabate. L'Olimpica Acragas, allenata da Giovanni Falzone, disputerà la partita con la squadra dell'Ercara-Fidi, denominata Albatros. In testa attualmente al campionato c'è la squadra del Salemi con 21 punti, al secondo posto il San Giro e Giorgio con 19, il Monreale con 18 al terzo. Nella bassa classifica l'ultima è il Vis Borgonuovo con 3 punti, penultimo il Camarat con 5 e il Villabate terzultimo con 6 punti. L'Olimpica Acragas dopo la vittoria con il Partinico si è attestata a 12 punti, con una partita in meno che deve ancora recuperare, non giocata per l'allerta meteo dichiarata a suo tempo. Sulla partita di domenica contro l'Ercara abbiamo sentito il mister Giovanni Falzone. È da una settimana che non dormo perché penso sempre all'Ercara. Io non ho dormito in questi giorni perché gli ex come Bellomo sono sempre partite difficoltose. E così la storia del calcio è questa. Le preoccupazioni ci sono sempre perché noi, essendo che il Salemi sta vincendo dentro e fuori, La preoccupa il Salemi? vogliamo mantenere. Sì, mi preoccupa perché a parte che io l'ho visto, noi abbiamo avuto degli infortuni e loro è una squadra organizzata, una squadra che è partita prima anche fisicamente meglio di noi, però dico non è quella squadra che ho visto anche negli altri anni in promozione ammazza campionati, è una squadra buona, organizzata, e vincono dentro e fuori, però credo che questo campionato è livellato, è sufficientemente livellato, non ci sono squadre come 3-4 anni fa, Lecata, Nissa, Canicattì, Raffatali, però è un bel campionato, ci vogliono giocatori che appartengono a questa categoria, giocatori di categoria superiore che non si calano in questa categoria non ci servono proprio gente che in questa categoria dà il massimo e fa la differenza, perché ci sono giocatori o attaccanti o difensori o portieri che in promozione fanno la differenza, appena arrivano in eccellenza diventano giocatori normali. Io ne avevo un paio a Canicattì che magari in promozione hanno fatto la differenza e in eccellenza non riescono a giocare. Questo è proprio quando uno dice ci sono giocatori di categoria, noi dobbiamo prendere giocatori di categoria.